Quanto ci mettono, mamma. Lei è qui per? Sono depresso. Ah sì? Sì. Ah, non si direbbe? Sì, ho problemi di depressione, adesso il dottore mi misura che sono depresso. Qua pompetta c'è. Ah, depresso non è quello depresso, depresso nel senso... Ho pressione bassa. Sì, pressione. sì, sì, Ti sì. cosa fai qua? No, devo parlare col pediatra perché diciamo mio figlio sta iniziando un po' a scoprire il sesso, perché sa come queste cose un po' delicate. Ho capito! Sì, ma non faccia così. Ehi, ho capito! Sì, tutti abbiamo capito, però mi mette in imbarazzo, per piacere. Scusa, lei è sempre in barriera? Per lei è sempre in piacere. barriera. Dai, mi mette in imbarazzo. Siccome la che hai visto un gatto nero? Sì, hai sì, visto, sì, è se quello. tocca, se tocca. Non possiamo non parlare di queste cose che mi mette in imbarazzo per piacere con la gente. In imbarazzo è roba normale di vita, tesoro. lo so, Te però- mi è capitati da giovane. Sì, certo che sì, mi è capitato. A me mi è capitato. A lei è giovane. capitato? Certo, io non mi ricordo. Si ricorda la prima volta? Prima volta mi ricordo, ma non mi ricordo cosa che ho mangiato ieri sera, di quanto è importante che sia stato. E com'è stata la prima volta sua? Ieri in tanti che ho saputo, adesso non so spiegare. Come in tanti, scusi? Le robe che ho saputo. Vabbè, comunque insomma, appena... Che dentro, e ti invece te vai a parlare con tuo figlio? Sì, cioè, non è che te parlo vuoi parlare col pediatra? No, chiedo consiglio al pediatra su come affrontare l'argomento con mio figlio. Io non so cosa dirgli. Ora te metti dal pediatra per Sì, parlare. perché magari mi dice cosa devo dirgli. E non te vergogni mica. Perché? Vergognate! Perché? Vergognate di vergognarti di parlare di queste robe con tuo figlio, perché è tuo figlio! Non te che mica da insegnare come che si costruisce una bomba atomica della NASA, te che a parlare di robe che ti sanno a te, che si passano anche a te. Sto qua crescerà con la mancanza di una figura maschile di riferimento per quanto che riguarda la sessualità e darà a cercare le risposte. Sento dove che va a cercare le risposte sui siti. E dopo appena che si cata davanti una femmina vera e si ricorda i video dice oh ti guarda come che so per me cercherà di ingrandire ma dirà e avrà un trauma che si porterà avanti per sempre tutto perché che il semenio di suo padre è andato al pediatra e invece stare a casa a parlare con suo figlio del tema della sessualità. Sa che... Ha ragione. Devo parlarci io, ho capito, devo parlarci io. Vai, Senti, allora mi dia qualche consiglio, lei, tipo lei come ha affrontato il problema con suo figlio, eh? Cosa gli ha detto? Mi? Ma sì, dice, ma io chi sei che ha coraggio di parlare di queste robe qua? Oggi, Ma va!